Investita, trascinata per una decina di metri, il corpo rimasto incastrato nelle ruote anteriori del mezzo pesante, mentre la bicicletta in quelle posteriori. Per terra i resti di una spesa, delle arance. Forse non ha avuto nemmeno il tempo di accorgersi, il mezzo pesante l'ha presa in pieno, stritolandola tra le ruote che ne hanno reso irriconoscibile il volto. Tra le sue cose un documento d'identità, ma fino al pomeriggio il suo riconoscimento è rimasto difficile. In serata i familiari hanno riconosciuto nella vittima la loro cara, Redenta Sbrogiò, che il 23 novembre avrebbe compiuto 70 anni. La tragedia è accaduta verso mezzogiorno e mezzo al bivio tra la fine di via Fratelli Bandiera e via Malcontenta. L'anziana stava probabilmente per immettersi in bicicletta su via Malcontenta per raggiungere la sua abitazione, un percorso che probabilmente faceva spesso e che ben conosceva, ma questa mattina ad interrompere la sua strada, la sua vita, c'è un auto articolato che dalla statale 11 Romea ha svoltato di 180 gradi e si è immesso anche lui su via Malcontenta. Per l'anziana non c'è stata via di scampo. L'impatto, il trascinamento, il corpo tra le ruote, per i sanitari sopraggiunti sul posto non è rimasto che constatare il decesso dell'anziana, mentre la polizia stradale ha fatto i rilievi del caso e la dinamica è ancora al vaglio degli agenti. Per diverse ore la viabilità su via Malcontenta è rimasta chiusa al traffico, mentre altre biciclette incuranti del traffico hanno continuato a passare, unica via possibile. Ma non è pericoloso venire qua in bicicletta su sta strada? E cosa devo fare io? E quindi viene in bicicletta a Sì, rischio e pericolo della sua vita? No, fino a qua vengo abbastanza bene, poi da qua in là c'è un problema. Ma ora spero che con la nuova rotonda facciano anche la pista ciclabile. Questo è il terzo incidente mortale in 3 giorni sulle strade della provincia di Venezia, quasi un bollettino di guerra, e a rendere la situazione ancora più allarmante è che le vittime sono state tutte ciclisti investiti.